Dopo Pitagora, quindi abbiamo detto dopo l'accordatura pitagorica, si arriva ad un certo punto a un altro tipo di accordatura, che è quella naturale, oppure di Zarlino, oppure giusta. C'è un certo Zarlino, 1500, che tra l'altro è il maestro di Vincenzo Gailei, il Zarlino da Chioggia, che capisce una cosa, dice, ma va bene accordare prima, quinta, quarta e ottava, ma le terze e le seste non possono essere calcolate come dice Pitagora, perché andiamo incontro a numeri poi troppo elevati. Pitagora, dovete sapere che la scuola pitagorica era in fissa col numero 4, tetractis, quindi tetrade, quindi lui diceva devono arrivare fino a 4, quindi 2 a 1 l'ottava, 3 a 2 la quinta, 4 a 3 la quarta. Dice, abbiamo tutto solo con questi 4 punti, punti cardinali, insomma nord, sud, ovest, est, 4 sono i cicli delle stagioni, 4, insomma si è fondata tutta una teoria che insomma non sto a raccontare, insomma non è mio compito, ma ho letto qualcosa, sul numero 4, questa tetractis, i pitagorici facevano il giuramento su questa tetractis, ok? Questo 1, 2, 3, 4, che è la somma dei numeri, 1 più 2 più 3, 4 porta al 10, il numero perfetto. Quindi dice Zarlino, aspettate, invece di arrivare al 4, andiamo più avanti. Quindi abbiamo 4, 3, prendiamo anche il rapporto 5 a 4, ma prendiamo anche il 6 a 5, ok? Però siccome c'era ancora l'influenza pitagorica di questo 4, Zarlino disse, però io posso dire che il 6 è 3 per 2, il 5 è 3 per 2, poi si arriva alla sesta minore che è il rapporto di 8 a 5, ma l'8 è 4 più 4, insomma in qualche modo se la cava, dice ok questi numeri ci sono però derivano da altri, quindi non arriva mai a dire il 7 esiste il 7 perché esiste 4 più 3 per esempio, ma sempre dalla tetractis, perché l'influenza di Pitagora c'era ancora. Aspetta che chiudo sto coso, altrimenti mi gelo. Ok, e lui capisce, ok, insieme alla quinta e alla quarta uniamo anche la terza, quindi non dobbiamo fare più il calcolo di prima, do, sol, sol, re, poi da re andiamo all'ottava bassa, re e poi alla quinta. Allora dice, vi ricordate che il mio è stato costruito tramite quinta e poi siamo dovuti scendere. Dice, noi abbiamo l'ottava 1, l'ottava 2, la quinta 3 a 2, la quarta 4 a 3, la terza 5 a 4. Quindi non bisogna più calcolarla, abbiamo la quarta 5 a 4. La sesta 8 a 5. Quindi vedete, aggiunge uno step in più. Quindi ora abbiamo il do, il mi, il fa e il sol. La, il re lo calcoliamo sempre con quel metodo, ma comunque erano dei rapporti semplici e quindi si poteva calcolare, anche perché il problema era non bisognava andare a parare su numeri troppo alti, altrimenti le divisioni così erano, insomma, si sceglieva un metodo semplice. Zarlino si rifà alla scala, se non sbaglio, tolemaica, lui già aveva pensato a questa cosa del senario, come viene detto, cioè i primi 6 numeri, ma il senario è che cos'è l'insieme dei primi 6 numeri naturali, cioè lui diceva è naturale che viene da fare una scala su questi primi numeri, è quasi naturale, ecco perché viene chiamata scala naturale, o di Zarlino giusta, anche perché ora ci arriviamo agli intervalli giusti e puri. Però qui c'è un problema, anche qui ci sono delle cose che non vanno, quando ci si allontana da alcune tonalità non si può più suonare. In più, quando si parla di rapporto tra tono e tono, in questa scala di Zarlino si hanno 2 toni, mentre in Pitagora c'era almeno un tono, cioè la distanza tra do e re era un tono, tra do e re c'è un tono, tra re e mi c'è un altro tono, ma sono toni diversi, infatti viene chiamato tono maggiore e tono minore, quindi la scala di Zarlino ha questo problema, che si hanno 2 tipi di toni, e un tipo di semitono, quindi su quello, però 2 tipi di toni, cioè, quindi vedete anche qui c'è qualcosa che non va, ok? Se non sbaglio i rapporti di tono erano 9 ottavi e 10 noni,
ok? Quindi era un tono diverso. Allora, che bisogna fare? Qui è sempre una questione di numeri. Arriva un altro tipo di temperamento, quindi lì eravamo alla scala zarliniano, scala giusta o naturale, che si chiama mesotonico. Cioè mesotonico significa che in mezzo ai due toni, siccome tra Do e Re e Mi non c'è la stessa distanza, cerchiamo di accorciare un po' da una parte e allarghiamo dall'altra, in modo tale che il Do e il Re e Mi hanno la stessa distanza di tono. Ok? Questa poi diventerà la scala mesotonica, ok? O di medio tono, cioè per far capire che tra Do e Re e Mi si ha la stessa larghezza di tono. Ma anche qui si hanno dei problemi. Perché? Devi accorciare, devi allungare, devi prendere un tono e lo devi spostare, ma se si passa poi a una tonalità lontana come Mi, si sfascia tutto il sistema. Quindi vedete, questa matematica, questa troppa matematica dei numeri ha qualche problema. Cioè, la musica allora era ancora legata alla matematica, fino al 1600, poi diventerà sì matematica, ma si trasforma in scienza, diventa acustica, insomma, poi viene... E quindi cosa succede? Che la matematica in qualche modo arriva qualcuno a capire che non tutto è matematica, che c'è qualcosa che ha a che fare con la percezione, con la fisica, cioè non tutto funziona secondo la matematica. Che questo qualcuno ha, in quel periodo nascono centinaia di temperamenti, ma centinaia. C'è il buon temperamento, ci sono i temperamenti regolari, c'è Vallotti, c'è Kirk, non mi ricordo come, c'è Wittgenstein, che non mi ricordo mai come si pronuncia, quello da cui si pensa che deriva il temperamento equabile, ma in realtà Bach, non si sa Bach cosa usava. Bach aveva anche dei suoi temperamenti, ma Bach si dice che usasse un buon temperamento, quello di Wittgenstein, cioè, scusate non mi ricordo mai come si pronuncia, cioè non era un temperamento equabile, ora ci arriviamo, c'è un temperamento che suddivide l'ottava in 12 parti uguali, ma si avvicina, ecco perché si chiama buon temperamento, si avvicina al fatto che le quinte si chiudono, che l'ottava si chiude, però c'è sempre qualcosa che non va. Ops, è caduto, vedete, è un segno, mi sta ascoltando Bach. Quindi c'è qualcosa che non va. Le tastiere, a proposito, mi ho fatto un libro, volevo farvi vedere delle cose, ora lo prendo. Le tastiere prima, quindi non erano come le conosciamo oggi, come il pianoforte, che c'era il Do diesis che è uguale a Re bemolle, Re diesis che è uguale a bemolle. No, c'erano delle tastiere con, addirittura arrivavano anche 50 tasti tra un'ottava e l'altra, vi faccio vedere. Vi prendo una tastiera, poi vi do dei consigli su alcuni libri da studiare per sta roba. Allora, vediamo se trovo una tastiera, un qualcosa, vediamo se trovo qui una tastiera. Quindi capite, il problema era a quel punto matematico, però siccome si introduceva la polifonia, diventava un problema matematico dello strumento. Guardate questa tastiera. Guardate. Tra una nota e l'altra ci sono più tasti. Guardate quest'altra. Questo è un bel libro che parla di temperamento, storia di un enigma musicale e Stuart Isabel. Però ce n'è un altro che mi è caduto, a meno che ora vado anch'io giù. Questo è La scala musicale, una storia tra matematica e filosofia. Vedete, ti faccio vedere qua la tastiera, quello che abbiamo visto prima. Vedete? Quindi capite, prima le tastiere, cioè era un problema, c'è questo libro che parla solo di matematica dell'accordatura, per dire che era un problema matematico alla fine. Però poi si capisce che la matematica non è proprio
non arriva proprio a quello che, diciamo, la vita forse va incontro. Abbiamo parlato di Zarlino. Arriva una persona che impazzisce, che era un maestro di Zarlino, si chiama Vincenzo Gailei, che è il padre di Galileo Galilei. Da maestro è diventato proprio uno che dibatteva e contrapponeva tutto quello che diceva Zarlino. Quindi a un certo punto, non dico che odiava Zarlino, ma tutto quello che diceva Zarlino era piombo rispetto a quello che diceva Galilei. Cosa succede? Che Vincenzo Galilei, che è il padre di Galileo Galilei, è un liutista, è un musicista, uno che trascrive brani per liuto. Quindi qual è la differenza tra Galilei e Zarlino? Che lui è un musicista. Tanti matematici, scienziati sono occupati del temperamento, ma tanti, cioè tutto, Cartesio, Leibniz, Newton, Keplero, tutti, perché è una cosa interessante, perché avevano capito che c'è un legame forte tra la musica e la matematica, ma anche tra la matematica e la cosmologia, ma insomma lì potrò fare un bel video su questo. Capiscono che c'è un reale problema, quindi Galilei non è solo un teorico, ma suona, anche Zarlino suonava, però ha a che fare con le corde. Attenti che questo è un aspetto molto importante, perché una cosa è suonare un organo verticale, una cosa è suonare uno strumento con le corde. Lui dice, Zarlino, Galilei, se noi prendiamo il metodo di Zarlino o di Pitagora per l'accordatura, su una corda tu puoi far cadere il tasto, la tastatura, sapete i tasti che ci sono sulla chitarra, ad una precisa distanza, ma poi sull'altra corda come fai? Devi calcolare, le distanze cambiano, quindi i tasti sono sfalsati, quasi come delle chitarre microtonali. C'era un problema serio, un primo problema. Secondo problema, diceva Galilei, tutta questa polifonia di cui si parla, e lo scrive nel libro Dialogo della musica antica e moderna, dove fa la critica a Zarlino, con tutte queste voci che sta conoscendo, questi moti retrogradi, moto obliquo così, è come se la voce, in realtà, tante voci parlassero di tante cose, ma in fin dei conti non si capisce niente. Allora Galilei dice, bisogna ritornare alla monodia greca, alla tragedia greca, in cui c'è una sola voce. È un accompagnamento in cui si capisce bene quello che si deve cantare, si capiscono le parole, si torna alla classicità, ok? Dove c'è una tragedia, dove la parola è la più importante sul suono. E quindi dice, lasciamo perdere sti moti retrogradi, tutte queste polifonie, perché alla fine non si capisce niente, si viene a perdere il vero senso dell'arte, dove c'è una bella voce che canta e un accompagnamento. Non è che non esistevano queste cose, esistevano, ma erano molto più improvvisate, che diciamo messe rigidamente da un punto di vista, non dico scientifico, ma insomma con delle regole, con del metodo. E quindi Galilei, oltre al problema della tastiera, al problema del tipo di musica, quella che poi Vincenzo Galilei faceva parte della Camerata dei Bardi, che la Camerata dei Bardi, voi sapete, è un gruppo intellettuale del 1600 dove poi nasce l'opera, e nasce grazie anche a Vincenzo Galilei l'opera, quindi non anche a Caccini, a Peri. Galilei, Vincenzo, su delle lettere di Girolamo mi sembra si chiama, dove criticava questa cosa sulla musica, diceva guardate che qui non si capisce niente, dobbiamo trovare la monodia al modo semplice. Gli dice fai questi esperimenti, gli dice ecco ora arriviamo alla monodia, quindi abbiamo passato il problema dei tasti, il problema il problema della musica antica e moderna, quindi la polifonia, la monodia, e lui dice dobbiamo anche riformare l'accordatura, e quindi qui ci riallacciamo al nostro discorso iniziale, quello per cui in realtà è stato fatto il video, ma poi insomma si sa. E dice basta con questa matematica, dobbiamo liberare la musica dalla tirannia del numero.
liberare la musica dalla tirannia del numero. Perché se noi andiamo a prendere frazioni, andiamo a calcolare la quinta, la sesta, l'ottava, ci ritroviamo in un sistema che se uno si sposta di tonalità non ne usciremo mai. Perché i troppi numeri, tra virgolette, non è che danno alla testa, però la musica non è fatta solo di numeri. Anche quando si accorda un pianoforte, dovete sapere, c'è un aspetto che si chiama inarmonicità degli ipertoni. Si calcolano delle frequenze perfette, ma non sono mai quelle reali. Vuoi la rigidità, vuoi un po' la ruggine, vuoi il materiale. Quindi ci sono delle piccole cose, variazioni, che non sono mai matematiche. Quindi è naturale che ci deve essere una sorta di compromesso, ok? Tra la matematica e la natura. E quindi dice, facciamo una cosa, ritorniamo al vecchio metodo di Aristotele. Aristotele, che già aveva capito circa di questa equabilità tra la scala, dove diceva, ragazzi, Aristotele aveva capito senza calcoli matematici, aveva capito che una scala da Do a Fa, diciamo le tetradi, bisognava dividere in parti uguali. Ora, se non ricordo male, erano in trentesimi, quindi 12 per tono e 6 per semitono, quindi veniva 30 parti. Però temperamenti, quindi temperamento, ora possiamo usare questo termine, temperamento vuol dire rendere in parti uguali una scala. Si rifà a questo metodo di Aristotele, dice, ragazzi, qui non possiamo andare in questa matematica, perché se uno sposta le tonalità, cosa succede? Non si capisce niente. Dobbiamo dividere l'ottava in 12 parti uguali. Questo è Vincenzo Galilei. Non si sa se è stato proprio lui, però dagli studi che ho fatto, da molti libri, pare che lui sia stato il primo a capire questa cosa. Cioè perché capisce che la matematica fino a un certo punto, il figlio può riprendere il metodo scientifico con le sensate esperienze e le necessarie dimostrazioni, cioè bisogna fare l'esperienza, però bisogna anche dimostrarlo matematicamente. Galileo apprende da Vincenzo tutti questi esperimenti, capisce tante altre cose, capisce che la matematica non è lì come l'aveva detto Aristotele, come era stato detto, ma bisognava dimostrarla, quindi fai l'esperimento, vedi cosa succede, però poi dimostralo matematicamente. Quindi vedete, qui scienza e musica, rivoluzione scientifica e rivoluzione musicale hanno qualcosa in comune. Galileo è figlio di Vincenzo, quindi la scienza è figlia della musica. Insomma, qui si potrebbe aprire un bel dibattito. E insomma, arriviamo qui a Galilei. Poi non si sa se effettivamente sia stato Galilei, viene attribuita, alcuni dicono a Weckmeister, come si chiama in mente, alcuni si dicono ad un cinese, ma anche lì la Cina non è stata mai interessata al nostro rapporto alla musica occidentale, cioè la Cina aveva altri tipi di intervalli, altri tipi di consonanze, la divisione della scala non era come la nostra, era diversa. Insomma, però Vincenzo Galilei è stato un grande.